124. Buongiorno Veneto. E siamo arrivati ai temi specifici della politica, perché parleremo di elezioni regionali, ma con il gradito ospite che andremo adesso ad interpellare ci riferiamo anche ad un evento di portata nazionale come il Meeting di Rimini, che come di consueto nella parte conclusiva del mese di agosto propone una serie di incontri e di appuntamenti con ospiti prestigiosi. Quest'anno ci sono stati niente poco di meno che Mario Draghi e la Premier Giorgia Meloni tra le tantissime autorità intervenute. Ne parliamo con una persona che conosce bene questo appuntamento per frequentarlo da diverso tempo. Ci riferiamo ad Antonio De Poli, senatore questore, segretario dell'UDC. Buongiorno a lei, onorevole De Poli, e grazie di essere nuovamente con noi. Ben ritrovato. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Quindi una ripresa importante proprio il 1° settembre. Sì, quest'anno prendiamo subito. Abbiamo la scadenza giusta e quest'anno il calendario ci aiuta in questo senso. Onorevole De Poli, l'esperienza del Meeting di Rimini, questo momento in cui c'è una convergenza di opinioni, di pareri, di esperienze, insomma si ha la possibilità di incontrare tante personalità prestigiose del mondo della politica, delle istituzioni, ma anche della cultura. Ma sicuramente sì, è un appuntamento, vorrei dire, ormai fondamentale, ormai che si ripete di anno in anno verso la fine dal 20 in poi di agosto. È un momento anche di un vero, non solo un evento culturale eccetera, ma un vero laboratorio di idee di confronto che proprio mette al centro tutti i valori della persona, della comunità, della solidarietà. È un luogo dove la politica ascolta, si confronta e prende appunto gli spunti per chiaramente il proprio cammino per il futuro. E credo che questo sia uno degli aspetti importanti da sempre del Meeting di Rimini. Rimini poi tra l'altro quest'anno emerge anche un dato politico secondo me molto chiaro: i cattolici e i centristi tornano a essere protagonisti nella nostra vita politica ma quotidiana di tutti i nostri giorni. Sono stati da anni, si è pensato che tutto questo mondo moderato fosse ai margini. Oggi si comprende che senza di esso non si governa il paese, non si costruisce chiaramente il nostro futuro. Questo non vale solo per Roma ma per tutti i territori nazionali, e i nostri valori sociali, culturali, di una cultura tra l'altro popolare, tornano secondo me a essere centrali, e questo ce l'ha dimostrato proprio anche nei temi del meeting, vorrei dire, a partire da Draghi con tutta la sua valutazione sull'Europa, un'Europa che pensava di essere forte da un punto di vista, perché forte economicamente, ma abbiamo visto che poi da un punto di vista geopolitico è un'Europa debolissima, che si deve ripensare, si deve essere un'Europa unita, gli stati devono far fronte a quello che sta succedendo da un punto di vista internazionale ed europeo, quindi parlo dell'Ucraina, di Mosca, del Medio Oriente, Gaza, Israele e tutto il resto, in maniera unitaria, con una sola voce, non a più voci come purtroppo succede anche oggi. Quindi la valutazione di Draghi è proprio quella, una doccia fredda per l'Europa, che l'Europa pensando di essere come lo è da un punto di vista economico forte nello scacchiere internazionale, da un punto di vista geopolitico invece abbiamo ancora una volta purtroppo verificato che siamo ancora deboli. Un'Europa unita, o qualcuno dice gli Stati Uniti d'Europa, ma comunque un'Europa che parla una voce sola, credo che ancora oggi ci siano molti passi da fare, ma devono essere concreti. Ma l'unica soluzione è questa, di un'Europa che è unita, che fa fronte ai grandi cambiamenti internazionali geopolitici che stanno oggi avvenendo sul nostro scacchiere. Dall'altra parte abbiamo visto l'accoglienza al Presidente del Consiglio, la Premier Meloni. Non è stata solo un'accoglienza formale del Presidente, ma vera, partecipata, segno che la Premier ha sicuramente saputo intercettare lo spirito di questo tempo, parlando un linguaggio che rimette al centro, come diciamo sempre noi, la persona, la comunità, i bisogni reali della famiglia, quindi sentendosi proprio parte integrante della nostra
società, e chiaramente senza dimenticare i nostri giovani, che sono chiaramente il nostro futuro. Sicuramente questo è un riconoscimento che è la prova di una sintonia che va oltre le appartenenze, che rafforza il ruolo del governo sia a livello nazionale che chiaramente a livello internazionale, e credo che questo sia un aspetto importante anche per noi dell'UDC, verso tutta una serie di attenzioni che stiamo dando, che si è saputo dare con misure verso la natalità, verso la centralità della famiglia, agli interventi per sostenere le piccole imprese, le nostre imprese, i territori, anche purtroppo dai cambiamenti climatici che ormai li vediamo purtroppo tutti i giorni, anche qualche giorno fa anche da noi nel Padovano, con questi acquazzoni, questi temporali che buttano giù una quantità di acqua che bisogna ripensare un po' tutte alla prevenzione, ai sistemi territoriali di prevenzione. Credo che questo è uno degli aspetti che noi abbiamo di fronte, e sempre di più quest'area centrista moderata dell'UDC nel centrodestra vuole essere protagonista e non solo testimone, ma protagonista di quello che sarà il futuro di ognuno di noi. Sì, indubbiamente, onorevole, lei ha citato un aspetto come quello del maltempo che ci ha toccato dolorosamente anche, diciamo, in termini recenti di tempo, proprio nei giorni scorsi. Una delle questioni che dovrà affrontare la nuova amministrazione regionale, qui ovviamente veniamo all'altro grande discorso da affrontare con lei, cioè iniziamo una settimana che secondo alcuni addetti ai lavori potrebbe risultare importante, se non decisiva, per chiarire due punti oscuri di quello che è l'appuntamento con le elezioni regionali per il Veneto quest'autunno. Anzitutto la data e poi appunto la convergenza del centrodestra su questo candidato unico, visto che dall'altra parte nel centro-sinistra ormai da un mese Giovanni Mannildo sta portando avanti la sua campagna elettorale. Ma io credo che da questo punto di vista non c'è nessun tipo di problema e nessun tipo di altra soluzione di un centrodestra unito. Ne sono convinto, il centrodestra andrà unito in Veneto come in tutte le altre regioni. Ricordo che sabato scorso sono state già presentate ad esempio le liste nelle Marche, dove si vota il 28 di settembre con il candidato del centrodestra Quaroli, con tutto il centrodestra unito. Sabato prossimo si presenteranno le liste per la Calabria, che sono andate elezioni anticipate dopo le dimissioni del Presidente. Anche lì ci sarà il centrodestra unito, e lo stesso riguarda la Campania, la Puglia, la Toscana, lascio per ultimo il Veneto, che è casa nostra, che ipoteticamente si potrebbe votare sia con l'ultima data, che è il 23 di novembre o la settimana prima. Ecco, io credo che anche, e ne sono certo, il Veneto saprà dare il miglior candidato per il centrodestra, per i problemi che abbiamo nel nostro Veneto, e per guardare chiaramente al futuro. Il miglior candidato con una coalizione che sarà sicuramente unita, con tutta una serie di liste, tra cui ci sarà anche la nostra lista dell'UDC a supporto del candidato del centrodestra all'interno della coalizione, che sarà sicuramente, certamente, assolutamente unita. Sì, indubbiamente, onorevole, e per concludere, perché come lei ben sa non siamo certo noi a doverglielo ricordare, il Veneto è una regione esemplare sotto tanti punti di vista, ma ci sono molte urgenze, molte problematiche da affrontare, non ultima una crisi economica che investe soprattutto quello che è diciamo l'asse portante della economia della nostra regione, cioè le piccole e medie imprese. Ma sicuramente sì, oggi le piccole e medie imprese sono in una difficoltà soprattutto di reperire, tra l'altro, anche la manodopera. Questo è uno dei grandi problemi che abbiamo in Veneto, non solo in Veneto ma in Veneto in modo particolare, manodopera che manca, vorrei dire, in tutti i settori del nostro territorio, dal manifatturiero al meccanico, all'edilizia, a qualsiasi altro tipo di settore. Ma possiamo dire che nell'aspetto sociosanitario gli infermieri, il personale
medico e tutto quel settore, quindi c'è una carenza di personale nonostante che tante volte si dica non si trova lavoro. Ecco, anche su questo c'è da trovare un giusto equilibrio per il prossimo futuro, quindi tutte le piccole imprese, le nostre imprese dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, che sono il cuore pulsante, l'anima del nostro territorio, oggi soffrono in particolare chiaramente di questa situazione. Adesso capiamo bene anche su tutto la parte agroalimentare cosa sta succedendo con questi dazi, soprattutto sul vino, che noi siamo dei grandi esportatori e non solo, i formaggi, i salumi eccetera, rispetto ai dazi americani e i nuovi mercati che assolutamente bisogna aprire, e dall'altra parte sostenere le nostre aziende in questo grande momento di difficoltà come governo e di conseguenza anche come regione. Indubbiamente, noi ringraziamo Antonio De Poli come sempre per la sua analisi estremamente chiara ed esaustiva di un quadro che è quanto mai complesso, insomma non siamo certo noi a doverlo ricordare. Onorevole, grazie per il suo contributo. Antonio De Poli, lo ricordiamo, padovano, senatore questore e segretario dell'UDC. Una buona giornata, un buon inizio di mese a lei, senatore De Poli, e un buon lavoro per il prosieguo di questo 2025. Grazie a tutti voi, buona giornata e buon proseguo dal 1° settembre fino a tutto fine anno.